Con il nostro Eddie Camper siamo in corsa per la quinta puntata alla scoperta dell'Istria croata, nei suoi aspetti più conosciuti ed anche in quelli più nascosti. Per questa puntata siamo tornati nella parte più meridionale della penisola istriana, sempre sulla costa e quindi sempre accompagnati da un mare spettacolare, anche in prossimità del centro più popolato e importante, il capoluogo regionale, Pula, ossia Pola. Dopo aver stazionato in strutture d'alto livello, circondate da una splendida natura, anche in prossimità della città, approdiamo spontaneamente nel punto simbolicamente più significativo di Pola, ossia la famosa Arena Romana. Curiosi di saperne un po' di più, ci affidiamo all'ottima guida Rossana Matejčić-Miljević. Io mi chiamo Rossana Matejčić-Miljević e sono una guida autorizzata della regione dell'Istria. Oggi ci troviamo a Pola. Pola è la città caporegione della nostra bellissima penisola, conta 60.000 abitanti, si è situata in una baia a sud-ovest della penisola. Pola è una città molto ricca di storia, infatti la sua storia inizia ancora nel 1100 prima di Cristo, ma forse anche molti anni prima. Intanto sappiamo che è stata fondata su una collinetta. È una collinetta dove abbiamo la costruzione dei primi castellieri. Il popolo che abitò in questi castellieri si chiamò il popolo degli Istri, era un popolo indoeuropeo. Dopodiché, con la conquista romana, Pola divenne la prima città ad essere fondata dai Romani, voluta da Gaio Giulio Cesare, ancora nel lontano 45 prima di Cristo. Adesso invece ci troviamo all'interno dell'Arena di Pola. È un bellissimo anfiteatro, uno dei meglio conservati al mondo. Poteva contenere 23.000 spettatori. Come vedete, il manto esteriore è ancora molto ben conservato ed è stata costruita in pietra bianca calcarea, una pietra bianca dell'Istria che proviene proprio dal sud dell'Istria. Di sicuro gli ingegneri romani dell'epoca hanno sfruttato anche il materiale che hanno trovato su questa collinetta dove è stata costruita. Una volta questa arena aveva anche il tetto, così il tetto movibile, il famoso vellarium, così nelle giornate di pioggia o di sole molto forte in estate gli spettatori venivano coperti. E sapete cosa? Questa arena aveva circa 15 entrate. 15 entrate per far entrare molto velocemente 23.000 spettatori, ma anche farli uscire in caso di qualche guaio, non so, qualche incendio oppure altre cose che potevano capitare all'epoca. Era un'arena che è stata usata per i giochi tra gladiatori e altri gladiatori oppure gladiatori e bestie feroci. E siccome eravamo in zona di caccia, i nostri archeologi hanno constatato che qui venivano usate sì animali feroci come tigri e leoni, ma anche buoi, cinghiali, orsi. In questa nostra arena c'è anche una parte sotterranea che può essere visitata dove c'è una mostra che vi rappresenta proprio l'economia durante l'epoca dell'antichità, la produzione del vino che veniva molto pregiato, il nostro vino, il vino istriano. Da Plinio il Vecchio veniva definito vinum puccinum, no? E poi ci sono delle antiche presse per farci un po' rappresentare la produzione dell'olio d'oliva e moltissime anfore. Alcune di queste sono state trovate nell'acquatorio di Salvore, dove oggi abbiamo un famosissimo faro
Ecco, in questa zona sono state trovate anfore sotto il mare perché di sicuro qualche nave che ricca di merce ha dovuto o scaricarle oppure è stata affondata nell'epoca del secondo o terzo secolo d.C. Una delle epoche più importanti, ad esempio quando è stato sfruttato il porto di Pola, era proprio l'epoca del XIX secolo, quando per la decisione di Francesco Giuseppe Pola fu scelta proprio per costruire qui la base navale militare dell'impero asburgico, poi diventato impero austro-ungarico. Davanti al porto di Pola, questo porto che è uno dei porti più ben protetti sul Mediterraneo, si trovano sparse le isole di Brioni. Le isole di Brioni sono un parco nazionale molto visitato durante il periodo estivo da turisti di tutto il mondo. E se vogliamo invece andare a sud dell'Istria troviamo un parco che si chiama Punta Promontore, proprio la punta più a sud dell'Istria, dove nel mese di maggio fioriscono tantissime orchidee. E poi ci sono anche orme dei dinosauri che una volta giravano anche per il nostro territorio. La città di Pola intanto è una città con il maggior numero di monumenti romani, dall'Arena alla Porta Gemina, Porta Ercole, l'Arco dei Sergi, ma un'altra cosa che ci hanno lasciato molto importante è proprio lo stradario, le vie che sono state costruite attorno al colle dove nasce la città di Pola. È bello il mercato di Pola. Il mercato di Pola molti lo accomunano e lo comparano con il mercato di Budapest, dove anche oggi troviamo la pescheria, poi ci sono tantissimi bar, panetterie. Ecco, e la gente ama venire proprio nelle ore mattutine al mercato. Infatti c'è un via vai di gente e diciamo che Pola è proprio una città viva nelle prime ore del mattino. Dopo al pomeriggio si calma per riprendere di nuovo un certo tran tran, un certo moving, chiamiamolo così, nelle ore serali, soprattutto d'estate. Infatti la via principale, la via Sergi, che porta dall'Arco dei Sergi alla piazza principale, Piazza Foro, diventa una via proprio di passeggiate, di artisti di strada, perciò è molto frequentata. E poi in Piazza Foro c'è questo incontro, come una volta, di tutta la gente, di tutto il mondo, di tutti quelli che vengono a visitare la nostra città. La nostra arena è un bellissimo palcoscenico all'aperto dove durante il periodo estivo si possono vedere delle star a livello mondiale e godersi anche i film sotto le stelle. Quando parliamo di musica pop dobbiamo nominare di sicuro Sting, che è stato qui già 2 volte, i Simply Red, Joe Cocker, Vanessa Mae, poi c'è stata un'edizione del Festival Bar all'interno dell'Arena di Pola. Il Festival del Film invece quest'anno festeggia i 62 anni della sua esistenza. Da pochi anni in qua viene a Pola istituito un festival che si chiama Visualia, creato da giovani artisti che trattano l'illuminazione. Vengono illuminati proprio i punti più importanti della città, come il mercato dell'inizio del XX secolo, Piazza Foro, la piazza
con il Tempio d'Augusto, la cattedrale e poi non soltanto questi palazzi e queste costruzioni, ma anche la natura. Infatti c'è un'interazione tra l'illuminazione e la natura. Infatti abbracciando un albero si ha la risposta di quest'albero, insomma, che viene coccolato oppure gli piace, insomma, e di solito piace fare questo ai bambini. Ecco, è un'interazione, un modo per far uscire la gente sulle piazze e farci vivere tutti insieme e apprezzare proprio le bellezze della nostra città. Ecco, se vorreste avere una panoramica in generale quanto riguarda la nostra città, un'ottima idea sarebbe salire sul pullman rosso che fa i giri per la città e dintorni e ascoltare la storia e godervi il panorama che vi offre il sud della nostra regione. Appena usciti dal centro cittadino, non possiamo che rimanere stupiti dalla straordinaria bellezza del mare e del paesaggio in generale. Stoia, Slatnestiene, Verudela, tra un susseguirsi di insenature e scogliere, spiagge di ciottoli bianchi lambite da un'acqua dai colori mozzafiato. La bellezza dell'ambiente a sud di Pola è ben apprezzabile dando uno sguardo dall'alto. E scendiamo ancora a sud, allontanandoci leggermente dalla costa, dove l'attenzione è attirata dalle particolari forme delle casite, tradizionali ricoveri di campagna. Anche se usciamo dai confini veri e propri della città di Pola per entrare in quelli di Medolino, è indubbio che siamo ancora nella piena influenza del capoluogo istriano, luogo dove durante la bella stagione il piacere del relax e della vacanza tocca livelli assoluti. Ci spingiamo fin dove possibile in questo lembo di terra che si infila nel mare Adriatico, dalla natura sfolgorante e preziosa, tanto da farne un luogo protetto e rispettato, il Parco Naturale Camegnac, Premantura, Capo Promontore. Toni caraibici che sorprendono chiunque non sia mai stato qui prima, ma che stupiscono ogni volta, e non si vedrà l'ora di ritornarci. Noi, in effetti, ci torneremo presto per un'altra avventura di Target.